Volevo condividere con voi i successi, le sfide e tutto quello che è accaduto in quest'anno e accadrà nei prossimi mesi del 2020. Comincia così il messaggio di fine anno ai veneti del governatore Luca Zaia, andato in onda sulle nostre emittenti la sera del 31 dicembre, un bilancio del 2019 che parte dai successi. Abbiamo avuto un anno che ha avuto gioie e dolori e rispetto alle gioie le conoscete tutti, no? Quello che è stato ad esempio il grande progetto delle Olimpiadi e quello che è accaduto. Siamo partiti in sordina con la partita delle Olimpiadi e alla fine oggi possiamo dire che il Veneto è sede ufficiale delle Olimpiadi 2026. Dall'altro, se è stato l'anno d'oro delle Olimpiadi, non posso non ricordare che le colline di Valdobbiadene e del Conegliano portano a casa quello che è poi il patrimonio dell'umanità. Ma è stato anche l'anno in cui si è compiuto un tratto del tortuoso cammino verso l'autonomia. La partita dell'autonomia è una partita che non abbiamo assolutamente abbandonato. C'è stata un'evoluzione in questo 2019 e non sarà una strada facile. Si tratterà di capire se questo governo vorrà ascoltare il Veneto laborioso, il Veneto che ha mandato 2.328.494 veneti a votare il 22 ottobre del 2017, se avrà questo governo rispetto per quelli che pagano le tasse. Questo governo dice che vuol fare l'autonomia, vedremo con i fatti. Se non dovessimo avere risposte, perché ci dicono che a gennaio dovrebbero iniziare a varare i primi provvedimenti, e noi non abbiamo che un'alternativa, quella di prendere le singole materie una ad una e fare in modo che queste materie si trasformino in singole leggi. Sanità d'eccellenza, ma si può sempre migliorare, continua Zaia, che sottolinea l'assunzione di 80 specializzanti da destinare agli ospedali veneti e ribadisce la vocazione pubblica del servizio. 2020 anno della Pedemontana. Lo annuncio in occasione di questi auguri, lo annuncio con gioia che noi pensiamo di ultimare questa infrastruttura per dicembre 2020. Significherà un po' sconvolgere tutto quello che è la vita, il modo di ragionare dei nostri territori. Pensate solo che un Treviso Nord e Bassano cuberà all'incirca 20 minuti di percorrenza, un Treviso Nord Montecchio, oltre alle gallerie dove andrà a innestarsi sulla A4, saranno circa 40-45 minuti. Nelle parole del presidente, la montagna che cerca di risollevarsi dopo Vaia, l'acqua alta a Venezia, la devastazione del litorale e poi le vertenze aziendali dalla CC alla Safilo. Infine il grazie di Zaia ai veneti. Vi voglio ringraziare. Vi ringrazio per come siete stati vicini alla nostra amministrazione, vi ringrazio per la solidarietà, vi ringrazio per i consigli, anche per le critiche, che sono sempre costruttive. Mio nonno diceva che solo i mone non cambiano idea. Vi ringrazio per tutto quello che avete fatto e fate per il Veneto. Ognuno di noi può fare qualcosa per il Veneto, non serve essere governatore del Veneto, un assessore, un sindaco o un presidente di qualcosa. Ognuno di noi può fare qualcosa per il Veneto. Noi amiamo questo Veneto.